Eder. Mac. Pallister. Sul cellulare di Liliana c'è stata un'attività cancellata. Risultano inoltre discrepanze con i tabulati. Emergono dettagli inquietanti riguardo al cellulare di Liliana Resinovic, con una anomala discrasia riscontrata tra i dati dei tabulati telefonici e le memorie del dispositivo. Queste informazioni sono state condivise da Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, che ha richiesto un'estensione della consulenza tecnica per approfondire la questione. Gentile ha evidenziato una discrepanza significativa tra le 11,24 e le 13,06, periodo in cui Liliana era già uscita di casa senza il telefono. Dai tabulati risulta un'attività telefonica, mentre della stessa non c'è traccia sul dispositivo, come se questo fosse stato manomesso. Inoltre, come noto, risulta cancellata una chiamata avvenuta alle 8,22 del 14 dicembre 2021 tra Liliana e l'amico Claudio Sterpena. Un fatto che solleva ulteriori interrogativi sulle circostanze della scomparsa della donna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.